Allora, oggi rinvasiamo queste bellissime piantine di Coleus. È una piantina che è ornamentale, dal basso costo. Questo qui è una vaschetta, ne contiene 4 contenitori piccolini, li ho pagato 1,60 euro. È una pianta che, a dispetto delle attuali dimensioni, cresce moltissimo nel giro di poco tempo, quindi dobbiamo provvedere ad un vaso che riesca a contenerne l'esuberanza. Quindi in questo vaso lungo che disporrò sul mio davanzale ne metterò solamente 2 e non 4, anche se potrebbe sembrare che sia più che sufficiente 4, in realtà 2 poi gli permetterò di crescere molto bene. E come al solito sul fondo mettiamo l'appiglio vulcanico o argilla espansa. Procediamo dunque al rinvaso. Un'ultima cosa che mi dimenticavo: è una pianta che accetta bene il sole, ma ricordatevi sempre che va bagnata d'estate quasi ogni giorno. Il terreno deve essere sempre umido, non fradicio. Ok. Questa qui è la piantina, come vedete le radici hanno preso tutto quanto la vaschetta. A noi basterà rompere un pochino le radici sul fondo e la possiamo mettere direttamente nel terreno. Anche questa, come vedete, le radici hanno occupato tutto quanto la vaschetta in plastica e noi gliele spezziamo un po'. Teniamole anche ad una giusta distanza l'una dall'altra, in maniera che dopo, crescendo, non si ostacolino a vicenda. All'inizio l'effetto non è molto bello, perché le piante sono piccole e sono distanti fra loro, però col tempo vedrete che cresceranno moltissimo e la scelta appunto di metterne solo 2 in questo vaso sarà azzeccata. Parlo per esperienza, perché le ho già rinvasate anche l'anno scorso. Ogni tanto battete sui lati in maniera tale che il terreno si disponga in maniera equa. È fatto, il rinvaso è fatto.